Lei ha soltanto 13 anni, lui appena 16. È un'ipotesi di reato che pende già sulla sua testa di adolescente, violenza sessuale aggravata. Ad accusarlo è il referto dell'ospedale di Vittorio Veneto, finito agli atti di un procedimento attualmente pendente davanti alla Procura dei minori di Venezia, che potrebbe delegare nuove indagini ai carabinieri vittoriesi. Teatro della triste vicenda è proprio la città della Vittoria. Qui, nel gennaio scorso, sarebbe stato consumato il rapporto al centro dell'inchiesta. Fra i due teenager una certa conoscenza. Lui frequenta la compagnia del fratello di lei, ma l'amico non è in casa e sono fuori pure i suoi genitori, il pomeriggio in cui lo studente delle superiori va a trovare l'alunna delle medie. Chiacchiere e sorrisi, poi qualche carezza. A un certo punto l'ho spogliata e lei ci stava, spiegherà successivamente lui. Quando i familiari rincasano però trovano la ragazzina sola e piangente, in preda a lancinanti fitte all'addome. Temendo magari un attacco di appendicite, mamma e papà accompagnano la figlia al pronto soccorso, dove i sanitari la sottopongono a una serie di accertamenti. È proprio dalle visite mediche che emergono i segni dell'abuso. Messa alle strette, la tredicenne supera l'imbarazzo e confida la sua dolorosa prima volta. Non voluta? Secondo il codice penale, sotto i 14 anni poco importa che la partner sia o meno consenziente, la procedibilità è d'ufficio. Dovranno ora essere gli inquirenti a stabilire i confini giuridici tra l'ardore giovanile e l'intimità violata.